Avevamo promesso che entro il 28 ci sarebbero stati i nuovi DG della sanità, nessuno ci credeva, siamo riusciti a vincere questa sfida contro il tempo e sono convinto che persone di qualità sapranno dare il meglio nelle rispettive aree di riferimento. Ho chiesto loro massimo impegno, operatività fin da subito e soprattutto una forte attenzione ai territori e alla medicina territoriale. Il presidente Stefani ha firmato i decreti di nomina dei nuovi direttori generali della sanità come promesso. Nessuno è rimasto al suo posto. Ognuno ha avuto un'ULSS diversa, questo ci tenevo a farlo anche perché è giusto che ci sia un ricambio e una rotazione, per me è fondamentale questo, funziona così in politica, deve funzionare così anche nella sanità. Soprattutto quelli esterni sono persone che io ho scelto perché hanno dimostrato particolare attenzione alla medicina territoriale, al territorio, ma anche all'innovazione tecnologica, una grande sfida che la nostra sanità deve vincere. Alla guida dell'Ustre Serenissima arriva al posto di Edgardo Contato Massimo Zuin, attuale direttore dei servizi sociosanitari dell'azienda. Laureato in scienze politiche, è stato componente del tavolo permanente sul tema dell'amministratore di sostegno. È anche docente al master di secondo livello in architettura e salute allo IUAV di Venezia. Ringrazio il Presidente Stefani per la fiducia che ha voluto riporre alla mia persona e darò il massimo per questa azienda, per il nostro territorio, per i nostri cittadini, in stretta collaborazione con le amministrazioni locali, con i sindaci, che sono sempre stati molto vicini all'azienda e hanno seguito sempre con grande attenzione, dando anche soluzioni e dando, progettualità condivise per il nostro territorio. Voglio ringraziare tanto anche il dottor Contato per tutto quello che ha fatto in questi 5 anni, che ha fatto crescere la squadra e fa sì che la sanità sia sempre più vicina al cittadino, e questa sarà proprio la nostra sfida da qui ai prossimi mesi per l'apertura delle case di comunità, una sfida importante che ci aspetta per sviluppare quel percorso ospedale-territorio che è auspicato e sarà, la rivoluzione della sanità nel nostro paese e in particolare anche nel nostro territorio. All'ULSS 4 Veneto Orientale, dove negli ultimi 5 anni è stato direttore Mauro Filippi, ora destinato all'ULSS 5 Polesana, torna invece Carlo Bramezza, ex direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana. Ai nuovi direttori il benvenuto del sindaco Brugnaro. Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro in un settore strategico come quello sanitario, ha detto, che rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza, coesione sociale e qualità della vita per le nostre comunità. Sono due figure di riconosciuta professionalità, esperienza e capacità. La collaborazione tra istituzioni sarà decisiva per rafforzare la medicina territoriale, conclude, e garantire servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini.